Servizio sanitario, la regione discrimina. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è venerdì 22 aprile 2022. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda un fatto davvero odioso legato alle discriminazioni in sanità. Niente di peggio, e allora leggiamo bene l'articolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. La condanna. La Corte d'Appello di Venezia ha accolto con un ricorso per discriminazione collettiva proposto dall'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ASGI, dichiarando discriminatoria la prassi adottata dalla regione con una delibera, la numero 753 del 2019, che, pensate, negava l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ai familiari extracomunitari a carico di cittadini italiani e comunitari. La prassi adottata dalla regione, si legge in una nota di ASGI e, come riportato dai quotidiani del gruppo Gedi, è stata riconosciuta dalla Corte come una discriminazione a carattere collettivo. L'assistenza sanitaria ai familiari a carico del soggetto economicamente attivo che versa i contributi al Servizio Sanitario Nazionale è prevista dall'articolo 63 della legge 833 del 78. Negarla ai familiari stranieri di cittadini italiani costituisce una discriminazione verso il contribuente di cittadinanza italiana e viola sia la direttiva 38 2004 europea e sia l'accordo Stato, Regioni e enti locali del 2012. L'articolo sui quotidiani del gruppo Gedi dal titolo appunto Servizio sanitario, la regione discrimina. Parliamo sempre di sanità e in particolare della fuga dei medici. Una notizia sul Corriere del Veneto di oggi: medici stanchi e demotivati, 825 dimessi in 3 anni, e c'è un sondaggio che come risultato descrive uno scenario veramente inquietante. Sogna la pensione un medico su 3. Il 5,9% è l'indice degli ospedalieri che si sono dimessi in Veneto appunto negli ultimi anni. 24% delle guardie mediche, stando al sondaggio citato dal Corriere del Veneto, soffre di insonnia, stress e depressione. Il 53% dei pazienti a causa del Covid ha rinunciato alle cure e addirittura il 41% invece le ha interrotte. Percentuali e numeri veramente drammatici che descrivono una crisi del sistema sanitario nella nostra regione. E allora leggiamo l'attacco di questo articolo di Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto di oggi. Già stremati prima dell'emergenza Covid da carichi di lavoro insostenibili dettati dalla perenne condizione di sottorganico, nel 2019 in Veneto mancavano 1300 specialisti. Ebbene, dopo 2 anni di pandemia i medici sono talmente stanchi che 1 su 3, se potesse, andrebbe in pensione subito. Un pensiero che attanaglia soprattutto i più giovani tra i 24 e i 44 anni. Lo rivela il sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli su input della FNOMCEO, la Federazione degli Ordini dei Medici, presentato ieri a Roma alla Conferenza Nazionale sulla questione medica. Dati preoccupanti: il 5% della categoria lamenta disturbi o problemi di salute prima mai avvertiti. Nel nord-est la percentuale sale all'8% per tutti, al 10% per i medici di famiglia e, come abbiamo visto prima, al 24% per le guardie mediche. Disturbi del sonno, stress, ansia, paura, burnout. Questo l'articolo sul Corriere del Veneto di oggi. Sulle pagine del Mattino di Padova invece un'altra notizia, sempre in tema di sanità. Il quotidiano di Padova dedica appunto anche la prima pagina a questa notizia, che è un nuovo caso all'ULSS 6 legato alla sicurezza informatica. Caos certificati di esenzione, il titolo in prima pagina. Migliaia di padovani hanno ricevuto lettere con documenti e dati di altri pazienti. L'ULSS 6 Euganea
dichiara che sono in corso delle verifiche, e quindi leggiamo l'articolo nelle pagine del Mattino di Padova, appunto, di Simonetta Zanetti. ULSS 6, caos per i certificati di esenzioni, inviate migliaia di lettere sbagliate, la denuncia di Tutta Nostra la Città, un movimento politico che è candidato alle elezioni comunali a Padova e che si domanda: è questa la sicurezza agli assistiti dopo l'attacco hacker? Il riferimento naturalmente è all'attacco hacker ai danni dell'ULSS 6 Euganea, che si è verificato nel dicembre dell'anno scorso, lasciando strascichi davvero importanti, migliaia di dati sottratti dagli hacker appunto ai server della sanità padovana. E come ricorda il Mattino di Padova, sono 3 le volte che l'azienda sanitaria ha registrato una violazione di dati sensibili, non solo naturalmente a causa di attacchi hacker. Altre violazioni si sono verificate. In ogni caso, appunto, verifiche in corso per questa nuova fuga di dati sensibili dai database dell'ULSS 6 Euganea. Migliaia di padovani si sono visti recapitare le lettere di esenzione destinate ad altri pazienti. La denuncia appunto di Tutta Nostra la Città, e stando e meglio informati, leggiamo sempre sul Mattino di Padova, si tratta di diverse migliaia di lettere inviate su tutto il territorio. All'origine del pasticcio ci sarebbe il disallineamento dei dati sulle liste degli aventi diritto. Insomma, vedremo anche questa vicenda come andrà avanti. È il tema, è il filone della sicurezza informatica non solo dell'ULSS 6 Euganea, a dire il vero, ma di tutto il sistema della sanità veneta. Voltiamo pagina. La siccità, l'autonomia idrica va KO, il Veneto in secca, chiede aiuto al governo. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Come abbiamo visto anche nella puntata di ieri di Sveglia Veneto, la trattativa con il Trentino per ottenere dell'acqua si è conclusa con un nulla di fatto, e quindi Zaia ha deciso di rivolgersi direttamente a Draghi. È stato chiesto lo stato di emergenza e l'invito a utilizzare l'acqua con parsimonia anche per la doccia, come spesso stiamo vedendo in questi anni ormai, da quando è iniziata la pandemia. L'atteggiamento da parte delle autorità è sempre quello di chiedere un impegno individuale e rimettersi insomma alla buona volontà dei cittadini, in attesa che si trovi una soluzione a livello di sistema. Leggiamo una carrellata di titoli perché questa notizia è su tutti i quotidiani locali. Siccità, il Veneto si appella a Draghi, il titolo scelto dal Gazzettino di oggi. Zaia chiede al Premier di dichiarare lo stato di emergenza. A fine marzo la pioggia è stata inferiore del 58%. L'accusa alla provincia di Trento, che non apre gli invasi dell'Adige, stanno prevalendo convenienze economiche, quindi bisticci a nord-est. I fiumi sono in secca in Veneto, ci sono le foto. 23 i millimetri di pioggia caduti finora questo mese contro una media di 94 millimetri, 300 i millimetri di pioggia necessari per riequilibrare la situazione. Attenzione, i consorzi di bonifica dicono bene la dichiarazione di stato di emergenza che è stata richiesta naturalmente finora, e vedremo se verrà dichiarata poi effettivamente dal governo. I consorzi di bonifica dicono comunque bene questo, ma serve un piano strategico. Preoccupati i produttori di riso, sono a rischio le semine. Sul Corriere del Veneto invece lo scontro, in grande scritto questa parola sulle prime pagine del Corriere del Veneto di oggi: ambiente tra sviluppo e sostenibilità, la regione ha messo per ora in stand-by l'ordinanza che in effetti era stata annunciata nei giorni scorsi, ne avevamo parlato anche nella puntata di ieri. Bolzano dichiara: valutiamo e cercheremo di dare una mano, però ci sono dubbi invece sui presupposti di un intervento governativo, quindi a differenza di Gazzettino e quotidiani del gruppo Gedi, il Corriere del Veneto sottolinea anche questo aspetto. Poi il titolo: braccio di ferro sulla siccità, Zaia chiede al governo lo stato di emergenza. Insomma, vedremo se questo stato di emergenza verrà poi effettivamente dichiarato e come si risolverà la questione, se ci saranno interventi appunto a livello di sistema, oppure se le autorità si limiteranno ancora una volta a chiedere
ai cittadini di fare qualche doccia in meno e di risparmiare sull'acqua, come se questo poi potesse risolvere il problema, che è naturalmente di natura globale e si chiama cambiamento climatico. Ma sempre parlando di acque, un'altra notizia che in realtà è fatta di due notizie, parliamo di PFAS. Allora, prima di tutto, sulle pagine del Corriere del Veneto leggiamo che nell'ambito del processo PFAS, che è in corso naturalmente davanti alla Corte d'Assise a Vicenza, la direttrice del Dipartimento di Prevenzione regionale, la dottoressa Russo, ha dichiarato che la Miteni controllava le sostanze tossiche, parliamo dei PFAS, sui lavoratori fin dal 2000. La regione però lo ha saputo nel 2023. Nel 2013, chiedo scusa, naturalmente. 88 i dipendenti sui 415 dell'azienda chimica Miteni, dichiarata fallita nel 2018, morti nel corso degli anni, lo ricorda il Corriere del Veneto. E insomma c'è questo aspetto legato al fatto che la Miteni aveva attivato nei propri dipendenti i biomonitoraggi sulle sostanze tossiche all'inizio degli anni 2000. La Regione Veneto ne è venuta a conoscenza nel 2013. Queste sono naturalmente le dichiarazioni della dottoressa Francesca Russo, direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Regione, parole riportate dal Corriere del Veneto. Ma c'è un'altra notizia, appunto, come dicevo, sempre legata ai PFAS, il caso le mamme no PFAS chiedono un cronoprogramma serrato per le bonifiche, chiedono di accelerare su barriere e bonifiche, appunto. La regione prova a rassicurare: una volta chiusi i lavori a tutto il territorio sarà garantita acqua pulita, ma appunto gli anni stanno passando nel frattempo e c'è un progetto di legge depositato in Parlamento, lo ha presentato il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, che è relatore di questo disegno di legge per prevenire e contenere i danni da inquinamento di sostanze poli e perfluoroalchiliche come quelle utilizzate appunto dalla Miteni, l'industria chimica di Trissino, che è ritenuta, come scrive il Corriere del Veneto, la principale responsabile dei danni all'ambiente e alla popolazione residente in quella fascia di territorio veneto. E adesso Ferrazzi, come anche le mamme no PFAS, chiedono di accelerare i tempi di risanamento, perché benché lo stabilimento sia chiuso nel 2018, dal 2018 un monitoraggio ARPAV del 2021, quindi dell'anno scorso, ha evidenziato che a valle del sito ancora si rilevano sostanze tossiche nell'acqua. Allora leggiamo lo specchietto che riepiloga la vicenda. Nella primavera del 2013 uno studio di ARPAV portò a individuare un'azienda di Trissino, la Miteni appunto, come la causa di un grave inquinamento della falda acquifera tra le province di Vicenza, Padova e Verona, causato dalla dispersione dei PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche. Davanti alla Corte d'Assise di Vicenza è in corso il processo che vede imputati in 15 tra manager di Miteni, ICIG e Mitsubishi Corporation, che rilevò lo stabilimento, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata. Lo stabilimento Miteni appunto è chiuso dal 2018, ma ARPAV continua a rilevare inquinanti nell'acqua. Il senatore PD Ferrazzi dice va imposto il risanamento, e appunto sul Corriere del Veneto questo articolo di Silvia Madiotto in cui si prova a fare il punto tra cosa è stato fatto e cosa ancora manca. Le ultime notizie flash: profughi, allarme in Friuli, casse comunali prosciugate per gestire l'accoglienza. È la notizia sul Gazzettino di oggi. L'emergenza arriva da Trieste, appunto, questa notizia. Ci sono comuni in Friuli Venezia Giulia che non solo non hanno soldi per sostenere le famiglie che ospitano da ormai quasi 2 mesi profughi ucraini fuggiti dalla guerra, ma che hanno finito di utilizzare anche il salvadanaio delle offerte private. Insomma, la grido d'allarme da parte del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi: lo Stato non paga, i privati già finite anche le donazioni. E quindi Riccardi dice: la rete dell'ospitalità è insufficiente. Ancora una notizia flash: sagome di vigili lungo le strade, sindaco sotto accusa. Una notizia incredibile, quella riportata da il Corriere del Veneto, incredibile
per certi aspetti, insomma, ma leggiamo meglio. A Villadose, in provincia di Rovigo, appunto, il sindaco per alcune ore ha installato 4 sagome di vigili urbani naturalmente lungo le strade per dissuadere, o provare almeno a farlo, gli automobilisti indisciplinati, una sorta di deterrente appunto. Queste sagome, ci sono anche le foto, vigili di cartone, sono apparsi a Villadose, c'è scritto nella didascalia della foto sul Corriere del Veneto. Il sindacato parla di lesa dignità degli agenti e il comune prova a difendersi. Si tratta di una sperimentazione e comunque funziona. L'articolo di Antonio Andreotti sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. E questa era l'ultima notizia flash di questa puntata di Sveglia Veneto. Grazie per avermi seguito fin qui. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata e naturalmente ci sentiamo la settimana prossima.